È stato bocciato dal Consiglio Comunale di Favara il PEF, Piano Economico Finanziario del Servizio Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, e con esso l'aggiornamento del tariffario biennale per le annualità 2024 e 2025. Dei 19 consiglieri comunali presenti, 10 hanno detto no: Lentini, Nobile, Maglio, Dalle Cardillo, Pitruzzella, Nipo, Lombardo, Virone, Indelicato e Cipolla. 7 si sono dichiarati favorevoli: Fanara, Castronovo, Milazzo, Bellavia, San Fratello, Cucchiara e Airo Farulla, mentre 2 si sono astenuti: Bacchi e Mignemi. Acceso ed intenso il dibattito scaturito dopo l'esposizione del PEF da parte del dirigente di settore. A contestare il piano economico finanziario, che prevede un aumento del costo per l'anno 2024 di circa 700.000 euro e con una previsione per il 2025 di ulteriori 500.000 euro, sono stati i consiglieri di opposizione Lentini, Virone, Nobile e Pitruzzella su tutti, che hanno rimarcato le criticità del servizio, lo smisurato e per certi versi ingiustificato aumento, ma anche l'incapacità dell'amministrazione comunale a gestire l'intero servizio, con l'indifferenziata, per esempio, che non dà i benefici economici sperati. Un costo della Tari che è stato praticamente sempre in salita e che sfiora addirittura il raddoppio rispetto al costo iniziale da quando è stato stipulato il nuovo contratto. Il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore al ramo Lillo Attardo hanno provato a spiegare le dinamiche del servizio e quindi anche i relativi costi, argomenti che non hanno per niente convinto i consiglieri comunali, o comunque la maggior parte di questi, che dopo un'interruzione della seduta chiesta dal consigliere Gerlando Nobile al rientro in aula hanno bocciato il PEF. Di conseguenza il dirigente è stato costretto a ritirare il punto relativo alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2024, che non si potevano trattare proprio per la bocciatura del piano economico finanziario. A questo punto, come era prevedibile, la seduta è caduta per mancanza di numero legale, con l'aggiornamento della riunione a questa sera, sempre alle ore 19, per proseguire la trattazione del corposo ordine del giorno, che prevede tra l'altro l'approvazione dei bilanci consolidati degli esercizi finanziari degli anni 2020 e 2021.